Ciao ragazzi, una delle cose che maggiormente mi gratificano nel fare il mio mestiere è incontrare persone che sono riuscite a concretizzare un sogno, che hanno convogliato energie, speranze, soldi, paure nel conseguimento di un obiettivo. Persone come Vincenzo e sua moglie Neli, che qui nell'entroterra veneziano, nella campagna apertissima di Torre di Mosto, hanno concretizzato il loro sogno che si chiama locanda, ma è una locanda molto particolare perché prima di tutto è casa loro. Questa è casa nostra, non eravamo ristoratori, però ci piace giustamente mangiare bene e cerchiamo di fare i piatti più tradizionali possibili e con prodotti di alta qualità. Questo era il nostro sogno da sempre, perché girando e mangiando in tanti posti abbiamo cercato di raccogliere un po' di notizie in giro per i ristoranti, come noi, e esprimerci nella nostra maniera. Ma chi è lo chef? Vincenzo? Qua è una storia lunga. Un po' io, un po' lei. Cos'è questo posto per te? È il mio cuore, Perché? perché è nato con l'idea di preparare i piatti che ci piacciono, di stare con la gente, di coccolare i nostri ospiti, che quando vengono come clienti escono come amici. Ho conosciuto Nelly e Vincenzo nel corso di un educational tour con dei colleghi giornalisti tedeschi qualche tempo fa. Sono voluto tornare a trovarli perché ci sono due cose che mi sono piaciute di loro. La prima è il piacere di cucinare, proprio un piacere, così come lo vivono loro. E il secondo aspetto è il senso dell'accoglienza. Ed è una cosa questa che li emoziona, ma veramente tanto. Uno che viene qui deve sentirsi in famiglia. È in famiglia. Perché? Perché noi siamo così. Noi ci sediamo a tavolo con le persone, quando creiamo un po' di amicizia beviamo un bicchiere assieme e cerchiamo di coinvolgere, coinvolgiamo la gente nel parlare, dialogare, perché il ristorante che fa, come ripeto, i 100-200 coperti non è nel nostro interesse. Ecco. Perché dai valore a questa cosa, al parlare con le persone? Perché ormai è rimasto poco nella vita che la gente esprime, parla con la gente, no? E è più business. E questo nostro, non dico che non lo facciamo per lavoro, lo facciamo anche per il lavoro, ma per stare con la gente. Perché ti emoziona questa cosa, Vincenzo? Perché non lo so come spiegarti, è una cosa dentro di me che mi piace. Cosa ti piacerebbe che una persona che viene qui si portasse via di questo posto e di voi? La nostra amicizia, la nostra accoglienza, il nostro amore per la cucina, Perché ti emoziona questa cosa? perché è una cosa dentro di me. Ma in cucina, tradizione o innovazione? Chi la spunterà? Tu sei più per il tradizionale? Io sono più per il tradizionale, per la carne alla griglia, le tartare, per il pesce crudo. L'Anelli è più per i piatti innovativi, diciamo, sempre tradizionali, però con un tocco di innovazione. E si sposano queste due filosofie? Sì, con tante liti, ma si sposano. A me piacciono i piatti un po' rivisitati, con i sapori naturali di una volta, però presentati un po' più moderni, quello che piace oggi. E come sono un po' artista, mi piace fare i quadri e quando sono libera e quando lavoro in cucina faccio i quadri sui piatti. Perché cucinare è un'arte. È un'arte, è un'arte.
Tu non sei italiana? Io no, sono di origine bulgara. C'è qualche ricetta che ti piace proporre della tua terra? E i pani che faccio per i battesimi, per matrimoni, che accolgo i miei ospiti con questo pane di tradizione che è molto ricco, perché c'è yogurt, c'è uova, formaggi, burro. E il significato di questo pane è proprio la vita della coppia o o del bambino che tutti assaggiano con il sale e con il miele, in modo che si capisce che la vita non è solo miele, ma c'è anche salato. È importante che dopo i brutti momenti vengano quelli dolci, che è il significato di miele. Il piatto di tradizione che mangiavamo sempre fin da piccolo, che lo faceva la nonna, è pasta e fagioli, che nasce prima diciamo, i fagioli e poi è stata aggiunta la pasta che la nonna metteva a tagliatelle all'uovo. Ma calda o fredda? Si mangiava calda a mezzogiorno e alla sera si mangiava a temperatura ambiente con radicchio di campo e la cipolla. E lo fate ancora questo piatto? Sì, certamente sì. Quindi c'è anche un ricordo della tua vita, della tua terra, no? Sì, chiaro, sì. Più carne o più pesce? A noi piace cucinare tutti e due. Il nostro ristorante magari trovi più carne di alta qualità, perché magari si adatta più alla zona che ci siamo, al posto che ci siamo, però ci piace cucinare anche pesce. Le seppie in umido, la piovra un po' rivisitata, il calamaro saltato con le verdurine, sempre piatto un po' rivisitato. È una passione per la cucina la tua che viene ereditata oggi, vero? C'è qualcuno che sta prendendo le tue orme? Sì. E nostra figlia che forse per sfida, lei a 13 anni ha deciso che fa la pasticcera e oggi studia a Alma in questa accademia di alta pasticceria che ci fa molto orgogliosi. Cosa si prova a vedere una figlia, Alessandra, che segue la tua passione alla fine? Cosa vuol dire per te come mamma e anche come professionista? Intanto perché coltiva il mio amore e spero che si ferma qua di continuare a coltivare il nostro sogno, che è diventato una realtà. Vedere i tuoi figli che crescono, che diventano più di te, penso la più grande pagamento nella vita. Ed eccoli qui ragazzi, tutti gioia, tutti insieme, ma gioia di perché? È il contrario di gioia, è il cognome della famiglia. Hai capito? Di gioia, di cognome e di fatto. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Ciao. Ciao. Ciao.